Per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C femminile, il Padova torna in via Vermigli per affrontare l'Unterland Damen e anche per vendicare la pesantissima sconfitta subita la settimana precedente per 6-0 in casa del Brescia. Una sconfitta era quella che aveva subito anche all'andata contro le altoatesine biancoscudate, che sono comunque state protagoniste di un ottimo finale del girone d'andata. In avvio di questa gara però soffrono un poco, è brava Orlando a distendersi sul tiro di sinistro, ma la prima azione il Padova passa con il colpo di testa ancora di Chiara Sarain, che al 18° minuto porta in vantaggio la formazione di Stasio, 8° gol in campionato per Sarain, che di mestiere farebbe il difensore centrale. Padova che va in vantaggio, che però continua a soffrire. Anche nel finale del primo tempo c'è questa azione confusa un po' in area di rigore biancoscudata con il tiro di Dalla Santa che termina fuori. Anche nella ripresa continua ad attaccare l'Unterland Damen, ancora Dalla Santa, il suo destro però è alto. 8° minuto. Ancora una mischia in area biancoscudata, chiedono il rigore le ragazze in maglia rosa, l'arbitro lascia proseguire, poi però deve pensarci Mariana Fabruccio a spazzare così. Cresce però la pressione dell'Unterland Damen e così al 15° minuto c'è questa palla che sembrava terminare fuori, invece la recupera Dalla Santa e poi è bravissima da posizione molto defilata con il sinistro a infilare sul secondo palo. Bisogna dire che è un pareggio meritato quello dell'Unterland Damen, però subito lo schiaffo il Padova si ridesta immediatamente dopo 3 minuti, va vicino al nuovo vantaggio con questo colpo di testa di Costantini che va a lato. L'occasione migliore però capita al 26°, fuga sulla fascia di Stefanello, il cross arriva a Sara Midei, il suo primo tiro rimpallato, poi Arianna Catuzzo calcia botta sicura ma si vede respingere il suo tiro da un'avversaria sulla linea. Ancora Padova, ancora Costantini, il destro finisce fuori. Qua il vantaggio lo meriterebbe il Padova, invece guardate cosa succede al 38° minuto del secondo tempo. C'è questa gravissima ingenuità difensiva e così per Folst è un gioco da ragazzi segnare il 2-1, ma che errore della difesa del Padova. Elena Orlando si fa scippare il pallone, l'Unterland Damen passa in vantaggio quando mancano pochi minuti allo scadere, sembra in gol decisivo, invece al 91° in pieno recupero Sofia Carli recupera un ottimo pallone, poi con caparbietà lo mette in mezzo, si accende una mischia, il pallone arriva fuori per Donà che con il destro calcia in maniera perfetta sul secondo palo e pesca così il 2-2. Alla fine è un pareggio meritatissimo per il Padova, che riesce a tornare a far punti dopo la sconfitta di Brescia. Finisce quindi in parità la gara in via Vermigli. Il Padova resta così all'8° posto in classifica e fra 2 settimane atteso dal derby in casa della capolista Vicenza.